Condividere le difficoltà per capire i bisogni. Lo spirito con cui da diversi anni si organizza la cena al buio è proprio questo. Quest'anno l'insolito banchetto è stato allestito al ristorante Vera Napoli di Chiavari. L'organizzazione è stata condivisa con l'Entella Club Mondo Piccolo Andrea Paroni e nasce dall'amicizia tra il portiere biancoceleste e l'attuale presidente della sezione chiavarese dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. È stata una serata tra virgolette difficile perché si è passati dal mangiare anche cose un po' più semplici come poteva essere una frittella piuttosto che qualche raviolo, fino a dover tagliare la carne, e lì sono iniziate delle difficoltà perché appunto più volte non riuscivi ad afferrare il boccone, ma allo stesso tempo anche solo versare dell'acqua o farti passare la bottiglia era un qualcosa di diverso. L'obiettivo della serata, che come sempre ha riscosso curiosità e partecipazione di pubblico, è quello di far immedesimare i commensali nella vita quotidiana delle persone che non vedono, non per commiserazione, ma per spronare una sensibilità che talvolta sfugge sinché non si prova il disagio. Come sempre col sorriso. Ora il massimo che poteva capitare questa sera era togliersi la benda a fine serata e magari non aver bevuto l'acqua o il vino perché non l'avevamo trovato, oppure al massimo rovesciarsi un po' di sugo addosso. Però se si fanno tesoro di queste piccole difficoltà e degli stratagemmi che si devono adottare inevitabilmente se non vedi per vivere una vita normale, allora poi magari dove conta davvero, dove c'è in gioco la vita, nella vita di tutti i giorni, possiamo metterli in pratica, perché io dico sempre che non esistono delle regole, un libro per poter rendere la vita migliore alle persone che non vedono, basta il buon senso e a volte immedesimarsi un po', e questa è un'esperienza forte che ovviamente noi non obblighiamo di fare a nessuno, ma che chi fa deve sapere che per quelle 2 ore il telefono lo spegne, si mette in gioco per davvero e cerca di capire delle cose.